Questa mattina ci siamo risvegliati con una brutta sorpresa perché questa notte siamo stati svaligiati. È venuta probabilmente una banda di ladri che hanno scassinato le porte, che sono entrati nel nostro negozio e center, nei nostri uffici. Non è stato un grandissimo risveglio. C'è soprattutto amarezza nelle parole di Piero Garbellotto, presidente di quelle Pantere in procinto di giocarsi l'ennesimo scudetto. Nel mirino dei ladri stavolta è finito l'Imoco Center di Villorba, a ridosso del Palaverde, chiamato a ospitare proprio sabato le finali di Serie A1 contro le avversarie del Milano. Il blitz in piena notte alle 3. Hanno rubato parecchio vestiario, hanno rubato anche dei fondi che stiamo ancora quantificando, diremo quelli che sono i danni complessivi, perché hanno lasciato anche una bella confusione, no? I ladri se ne sarebbero così andati con indumenti, gadget e pare 700 euro in contanti. Non sono stati toccati i cimeli e i trofei della squadra, forse perché difficili da piazzare. Credo che sicuramente un'attività che magari è un po' sotto i riflettori anche in funzione della finale scudetto che ormai è dietro l'angolo, è un'attività che per fortuna sta funzionando, possa essere attenzionata anche da qualche malintenzionato. Non è un atto vandalico, è la volontà di fare proprio un furto con scasso, tant'è che, ripeto, le porte non sono state forzate ma scassinate. Immediata la denuncia ai carabinieri e caccia ai malviventi, forse una coppia entrata in azione travisata sotto la lente le immagini della videosorveglianza che da queste parti certo non manca. Anche il comune ha messo a disposizione le sue, conferma il sindaco di Villorba Francesco Soligo, che parla di un furto che colpisce non solo una realtà di eccellenza ma l'intera comunità. Per Garbellotto però ora la priorità è un'altra. Quantificheremo i danni, ma credo che la cosa importante per noi in questo momento sia quella di rimanere tranquilli, calmi e concentrati, perché tra 48 ore abbiamo una finale scudetto da giocarci.